Naldo Pambianchi in queste immagini in bianco e nero. Taccone fu il giovane esordiente protagonista di questo giro. Questa è la polizia della strada di allora, poi avremo una rappresentanza della polizia della strada di oggi che sono... Questo è il grande Toriani, direttore di corso, lo sarebbe stato per tanti anni, questo è il Vigorelli. Il Giro d'Italia giunge al suo epilogo dopo aver attraversato l'intera penisola, isole comprese. Sul palcoscenico del Vigorelli... Magone quando lo si vede, allora si arrivava al Vigorelli e Poblet batte in volata Valloi, ma con la maglia rosa. Egli ha saputo mettere nel sacco lo scoppioso anche Phil. Terzo, la semi-rivelazione Suarez. Il rinunciatario Gaul non ha neppure contrattato al Lilliputiano Taccone il Gran Premio della Montagna. Il forte ma don chisciottesco Valloi, campione... Provincia di Forlì, scortato dalla sua squadra con i fiori, che sul Vigorelli indossa una maglia rosa che abbiamo visto è un pochino...